Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo ultimo appuntamento dell'anno. Buon mercoledì 30 di dicembre, benvenuti al nostro appuntamento delle 12, tutti i giorni, ormai da 8 mesi e mezzo, e oggi è la nostra ultima puntata dell'anno. Domani andremo in pausa perché domani lanceremo tra l'altro i nostri auguri del team di Io Compro Siciliano. E giorno 1 vi ricordo il nostro appuntamento alle 11:30 e sarà questo concerto intervista con Italian Opera Taormina, con il suo direttore artistico, nonché soprano, Silvia Di Falco, ma anche straordinari artisti che apriranno in bellezza con un messaggio fatto di musica, di speranza e soprattutto d'amore questo nuovo 2021. Oggi è una puntata veramente specialissima. Lo avete già letto attraverso i nostri post perché oggi viaggeremo nel mondo, vi porteremo sì a casa dei nostri partner internazionali, coloro che ci hanno raccontato in questi mesi quelle che sono le reti, le connessioni, le sinergie, ciò che farà, così come dice Giuseppe Giorgianni, uno dei due founder manager di Io Compro Siciliano, quello che porterà la Sicilia nel mondo e il mondo in Sicilia. Noi vogliamo iniziare come consuetudine, come abbiamo fatto ogni giorno in questo anno, con il nostro consueto grazie, grazie, 262.823 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a camminare velocemente e volevo, prima di far entrare i due padroni di casa, anche perché sapete da ieri abbiamo con noi il Gogol, perché Io Compro Siciliano e tutto il team, siamo ambasciatori del sorriso, di positività, ma anche di idee che diventano progetti e soprattutto di tutto quello che può diventare impresa portando avanti con forza quelle che sono le realtà imprenditoriali, i prodotti, l'arte, la cultura. Bene, volevo lanciare una novità come sempre. Lanciamo il contest di Capodanno. Che cos'è il contest di Capodanno? Sicilia in mezzanotte. Dovete inviarci le foto di mezzanotte che racconteranno un panorama, che racconteranno il vostro Capodanno in famiglia, insomma immagini che racconteranno questo fine anno speciale. Basterà naturalmente affiliarvi al gruppo, un mi piace alla nostra pagina e i primi tre classificati vinceranno dei merchandising, delle ceste con i prodotti d'eccellenza del nostro marketplace. A proposito di questo, vi volevo ricordare www.iocomprosiciliano.com, il nostro marketplace, la nostra Sicily Experience, la nostra esperienza siciliana fatta attraverso il gusto, ma non solo, anche attraverso l'arte, l'artigianato, le ceramiche, i gioielli ecologici e non solo. Quindi visitateci e noi siamo pronti. Facciamo entrare subito i due padroni di casa. Abbiamo il dottor Giuseppe Giorgianni e il dottor Davide Morici. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a Buongiorno, tutti quanti. buongiorno, bentrovati. E con noi partiamo subito da una notizia fresca fresca, perché proprio ieri è arrivato in casa nostra il Gogol. Quindi da ieri ambasciatori del sorriso, Giuseppe Giorgianni. Sì, veramente un onore e veramente una missione da compiere, perché realmente questo è un simbolo del sorriso, un simbolo di positività, e questa positività la dobbiamo trasmettere, dobbiamo cercare di trasmetterla, ma di creare le condizioni per far ridere, far sorridere la gente e andare sempre più avanti, e quindi portare, come io dico sempre, i siciliani e in questo caso la Sicilia nel mondo, e naturalmente il mondo in Sicilia, per far sorridere sempre di più i siciliani. Davide Morici. Arriva forse un po' in ritardo la comunicazione. Davide Morici.
Non riusciamo a sentire, va bene, lo facciamo entrare fra poco. Bene, dottor Giorgianni, noi oggi ci dedichiamo a viaggiare nel mondo, così come detto ad apertura. Oggi è una puntata importantissima, internazionale, viaggeremo nel mondo per andare ancora una volta a salutare, a scambiarci gli auguri con quelli che sono i nostri partner internazionali. Io inizierei immediatamente dalle tre signore. E quindi volevo anche oggi ringraziare come sempre in regia lo straordinario Paolo Gatto ed iniziare così ad introdurre le nostre, in questa prima fase, le donne e poi continueremo con i nostri uomini nel mondo. Signore e signori, abbiamo dalla Bulgaria Nelly Vassileva. Buongiorno a tutti, buon Natale. Buongiorno cara Nelly, buongiorno ed ecco ancora Davide Morici che è adesso in contatto con noi. Davide, ci senti? Sì, vi sento, spero mi sentite bene. Intanto benvenuti, bellissimo oggi chiudere in una formula internazionale e quindi auguri per tutto il mondo e auguri da tutto il mondo. E quindi oggi abbiamo l'onore di avere delle figure che con noi dialogano e con noi stanno anche costruendo tante sinergie, perché come l'abbiamo detto vogliamo portare la Sicilia nel mondo e il mondo in Sicilia. Vedo il Gogol che ormai ci accompagnerà e noi saremo ambasciatori del sorriso, quindi dovremmo consegnare il prossimo Gogol a futuri ambasciatori del sorriso, quindi diciamo un messaggio assolutamente positivo e di anche rinascita che spesso si sente dire per questo 2021. E noi, Davide, grazie sempre per tutto quello che naturalmente continua ad essere Io Compro Siciliano, che è un po' anche questa svolta, questa voglia di riscatto, devo dire, e tutti i siciliani, ma non solo, gli italiani che ci seguono non solo in Italia ma nel mondo, stanno vedendo proprio questa voglia di riprendere e soprattutto continuare quella che è il messaggio del Made in Sicily e del Made in Italy. Noi abbiamo con noi la meravigliosa Nelly, ma ancora un'altra meravigliosa donna. Mi piacerebbe fare entrare in questa diretta perché abbiamo dall'Australia Maria Angela Stagnitti. Buongiorno. Buongiorno Mariangela, buongiorno. Buon pomeriggio, diciamo. Lì saranno le sì, infatti, sono un po' confusa perché qui è quasi notte, capito? Per questo. Ma cari amici del popolo di Io Compro Siciliano, ancora in questa prima parte della intervista alle donne, ai nostri partner internazionali, abbiamo ancora una donna. Dalla Russia abbiamo Irina Petrenko. Buongiorno Irina, benvenuta. Vediamo un po' se riesce a sentirci. Buongiorno, ecco qui, siamo adesso in collegamento. In questa prima parte abbiamo protagoniste le donne e poi continueremo con gli uomini e continueremo a viaggiare nel mondo. Io inizierei subito parlando con Nelly Vassileva, in collegamento dalla Bulgaria. Lei è una donna, nasce in Bulgaria, adesso vive lì, in realtà lei ha sempre viaggiato per il mondo, conosce 5 lingue, ha ricoperto tra l'altro ruoli di traduttrice simultanea per le istituzioni governative bulgare e russe, ha lavorato presso il Ministero della Cultura in Bulgaria, è stato delegato UNESCO a Dakar, direttrice di marketing per importanti aziende sia in Bulgaria ma anche importanti aziende di gioielli in Brasile, ma ancora accade che Nelly nel 1991 tu conosci un italiano a Torino e da lì comincia tutto quella che è la nascita di una ditta, di un'azienda per la commercializzazione di prodotti legati al food and beverage made in Italy, per esportare il brand Made in Italy. Ancora negli ultimi anni, Nelly,
in qualità di country manager presso la Fiera Interfood and Drink di Sofia, hai dedicato un importante spazio alla promozione di prodotti legati alle eccellenze siciliane, arte, cultura e tanto altro. Meravigliosa Nelly, ma tu che hai viaggiato il mondo in lungo e in largo, ma questo brand italiano, ma soprattutto questo brand made in Sicily, ce lo racconti un po' nel mondo? Soprattutto io sono davvero lieta e molto onorata di poter presentare il campo siciliano e quindi la bella Sicilia, il mio amore, nei paesi dell'Est Europa e in Russia. Questi sono mercati grandi e in continua crescita. Il centro di ricerca sul mercato federale e regionale russo, per esempio, stima che nel 2019 l'Italia sia stata il secondo il maggior fornitore di vini, malgrado la grande concorrenza di vini francesi. Devo dire che in Russia i vini siciliani sono davvero molto apprezzati e conoscono molto lo Nero d'Avola, ma anche gli altri vini meravigliosi italiani. La Russia rappresenta un paese dove i prodotti di alta qualità, come quelli siciliani, sono molto, molto apprezzati. Tanti anni fa noi abbiamo fatto tante degustazioni dei vini siciliani. Abbiamo aperto in San Pietroburgo un showroom con i prodotti tipici siciliani. Purtroppo per i tanti motivi abbiamo chiuso, ma spero che di nuovo possiamo fare questa iniziativa del paese di Russia. Da sempre amanti del bel paese, i turisti russi, anche i turisti dell'Est Europa, hanno una metà privilegiata di un posto preferito a Taormina. E con il dubbio che è tornato a rinforzarsi, i russi possono tornare a viaggiare, a cercare mete per la vacanza nei fiori del proprio paese. Una conferma arriva dalle ricerche online seguite su Yandex, il principale motore di ricerca russo. Anche si deve dire che questo grande mercato dei paesi dell'est di Russia è un mercato di più di 200 milioni di abitanti e per questi abitanti di questi paesi i prodotti siciliani sono molto molto apprezzati. Tutti gli antipasti tipici siciliani, tutti i prodotti di mandorla, eccetera. Io penso che ci siano anche le condizioni post questa pandemia per fare un buon lavoro, da un lato per esportare l'eccellenza made in Sicily in Russia e anche in altri paesi e di aumentare il flusso turistico della Russia in Sicilia. Questo lo stiamo programmando attraverso un'attenta analisi del mercato, con un'adeguata strategia di marketing e comunicazione che faccia percepire l'alto valore che il prodotto Sicilia può avere in quel mercato. Lo faremo attraverso la partecipazione anche Io Compro Siciliano in vari expo internazionali in tutti i paesi dell'est e anche in Russia. Io voglio dire che tutti questi prodotti di Sicilia sono non solo conosciuti, ma sono molto, molto amati. E la Sicilia è sempre in cuore in me sicuro e anche dei miei amici, anche la gente con cui io ho lavorato, che ho conosciuto in tutti questi paesi del mondo dove io ho lavorato per rappresentare sempre con tutto il mio rispetto, il mio amore, i prodotti italiani. Senti, meravigliosa Nelly, io devo interromperti un attimo in questo momento perché
facciamo così anche per migliorare la qualità della connessione. In questo momento facciamo uscire un attimo i due padroni di casa che recupereremo un po' più avanti. Quindi Davide e Giuseppe li recupereremo nel corso dell'intervista, ma lasciamo proprio spazio alle nostre specialissime ospiti. Nelly, durante il tuo intervento parlavi di quella che è l'importanza dei prodotti siciliani, di quello che è il brand. Mariangela sorrideva proprio parlando poi dei prodotti siciliani. Mariangela, fra poco arrivo anche da te, ma parlavi, Nelly, anche dell'importanza di quella che sarà la promozione di appuntamenti che sono appuntamenti legati agli scambi commerciali, legati al rilancio del turismo, alla promozione dei territori, e parlavi proprio anche di quello che è il mercato russo. Quindi permettetemi a questo punto di vediamo se riusciamo, forse vedo un attimino Irina Petrenko dalla Russia, che potrà a maggior ragione testimoniarci quello che Nelly ha appena detto. Vediamo Irina, se in questo momento no, non è in connessione, allora io continuo con Mariangela. Mariangela Stagniti è la nostra donna in Australia. Lei è originaria di Castiglione di Sicilia, quindi salutiamo tutti gli amici che saranno sicuramente numerosi in collegamento. Ma lei da 35 anni vive in Australia. Per oltre 30 anni ha lavorato nel settore bancario con grande successo. Pensate che si è più volte piazzata fra le finaliste del prestigioso Women in Finance Award, ed ancora già presidente del Comitato Italiano all'Estero nel Queensland, nonché fondatrice e presidente dell'Italian Business Women Network Australia, vice segretario nazionale AIM, Associazione Italiani nel Mondo, per Asia, Africa, Oceania. Senti Mariangela, ma adesso volevo dirti, mi vorrei soffermare un attimo, anche dopo l'intervento di Nelly. Tu sei e siete tutte delle donne molto impegnate, e tu sei una donna molto impegnata nella comunità italiana, dove tra l'altro grande protagonista, Mariangela, è la donna. Grazie. Infatti ti ascoltavo e facevo, mamma mia, quante cose faccio. Comunque, grazie Katuska. Sì, guarda qui, ascoltavo la signora, e veramente il Made in Sicily qui in Australia adesso negli ultimi anni è un branding che si conosce molto. Adesso anche con il turismo tanti australiani ritornano in Sicilia. Io sono nata qui, Katuska, i miei genitori sono i famosi immigrati della Sicilia degli anni 50, perciò la mia prima lingua fu il dialetto del paese, proprio il castiglionese, e l'inglese l'ho imparato a scuola, e fino ad oggi ancora parliamo il dialetto proprio a casa, come se fosse che siamo nel paese. Il dialetto proprio antico che magari non esiste più. Certe parole, infatti, quando ritorno in Sicilia, nel paese, mi guardano e mi dicono: ma cosa stai dicendo? Perciò per me mi sento Perché la più verità è siciliana. che voi conservate la vera tradizione, Sì, ma soprattutto la vera lingua, quella che non viene sì, mutata poi da quelle che sono, come dire, gli inserimenti delle nuove parole, quindi la custodite in pieno. Senti Mariangela, ma io vorrei chiederti una cosa importante. Tu sei una grande promotrice di tanti eventi, tanti appuntamenti, quello che dicevo poc'anzi proprio di quello che sono le iniziative anche di connessione, questo ponte tra l'Italia e naturalmente la Sicilia e l'Australia. Ci sono tante iniziative, vero, che per il prossimo anno mi piacerebbe sì. che tu ce ne dessi una piccola anticipazione. Sì, certo. Per le donne, come hai detto, Italian Business Women's Network, ultimamente ho creato il Sicilian Business Women's Network, perché ho visto che manca nel mercato un piccolo riconoscimento alle donne siciliane, sia quelle all'estero, come me, figlia di migrati siciliani,
E sì, anche le donne in Sicilia che vogliono fare business in Australia, perciò vengo molto contattata per quello, perciò per l'anno prossimo ho in progetto tanti webinar e tanti incontri per Zoom di come fare business in Australia. Perciò quella è una cosa, maggioranza di una iniziativa che facciamo e dopo ci sono il 5 di marzo c'è una giornata dedicata alle donne, che è un pranzo per le donne italiane che sono nel mondo del business, mondo di affari qui a Brisbane, che sarà per celebrare la giornata delle donne internazionale, International Women's Day. Perciò quella è una cosa che iniziamo l'anno per celebrare le donne. E noi siamo felici, Mariangela, quando vediamo che ci sono tante meravigliose donne che portano avanti iniziative Mm. così importanti, non solo per l'Italia e la Sicilia, ma proprio per il mondo. Abbiamo nuovamente in collegamento con noi Irina Petrenko dalla Russia. Irina, bentornata. Buongiorno, Noi buongiorno a tutti. Benvenuta Irina, noi abbiamo avuto qualche tempo fa intervistato già Irina Petrenko, responsabile ufficio ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo a Mosca, responsabile per i mercati dell'ex Unione Sovietica. Beh, Irina, io vorrei chiedere, esiste sicuramente una grande cooperazione culturale e turistica tra l'Italia e la Russia. Naturalmente per promuovere, incentivare il turismo, il rilancio del turismo e quest'anno dovrebbe essere veramente un anno speciale. Irina Petrenko. Sì, grazie Katiuska, grazie Davide, saluto Davide e Giuseppe e faccio i miei auguri per l'attività che state facendo, vedo che si sta molto ampliando, vedo che da quando ci siamo sentiti la volta precedente avete quasi raddoppiato i follower e gli iscritti e quindi un grande risultato e vi auguro ancora tante cose, ancora tanto successo in futuro, sono sicura e poi vedo questo grande riconoscimento perché veramente siete ambasciatori del sorriso, vi vedo sempre sorridenti, solari, positivi e questa è una grandissima cosa soprattutto in questo momento. Io vi saluto dalla città di Mosca sotto la neve. Poi siete in Sicilia, per noi è un posto come simbolo del sole, di calorosa ospitalità. La Sicilia è già un brand in se stesso, a parte il fatto che tra la Russia e l'Italia c'è un feeling particolare, secondo me, su tutti gli aspetti, non solo turismo e cultura, ma anche proprio a livello di persone, non lo so, perché c'è una reciprocità in tante cose. E quindi, ripeto, noi stiamo facendo tutto il possibile per mantenere l'interesse e riempire questa pausa dovuta alle circostanze. Purtroppo rappresento il settore che sta subendo i danni gravissimi, ma e rappresento anche i mercati che per il momento non possono viaggiare in Europa e speriamo quanto prima questa situazione cambi e nel frattempo accumuliamo talmente tanta nostalgia che poi veramente riempiamo tutta l'Italia dei turisti provenienti dai nostri paesi. Grazie Irina, tra l'altro devo dire che sono tante le operazioni che vengono fatte dai tour operator, ci sono giornalisti di settore, ci sono seminari, workshop, poi c'è Sì, infatti anche noi stiamo facendo di tutto per mantenere l'interesse, per aggiornare anche su quello che sta succedendo in Italia, perché la gente ama moltissimo l'Italia, noi stiamo facendo in questo periodo tantissime attività sui digital, pubblichiamo comunque tutti i post sulle località e speriamo quanto prima si riprendano tutti i voli, i collegamenti, anzi che aumentino in futuro perché veramente merita.
E noi siamo, devo dire, a Irina Petrenko dalla Russia, a Nelly Vassileva dalla Bulgaria, a Mariangela Stagnitti dall'Australia, devo dire, noi siamo già pronti per abbracciarci al nostro Gogol e partire per tutti i paesi del mondo, perché abbiamo bisogno di ancora recuperare, riscattare, costruire il bello. E nel bello c'è la gioia, ci sono le famiglie, ci sono le economie che devono muoversi, e quindi noi siamo pronti tutti. Mi piacerebbe, prima di salutarvi, far entrare un attimo i due padroni di casa per chiudere questa prima parte dell'intervista con le donne internazionali che abbiamo nel popolo di Io Compro siciliano, e continuare poi invece con gli uomini. Forse non so se abbiamo qualche difficoltà per le connessioni. Vabbè, noi a questo punto, meravigliosa Nelly, meravigliosa Mariangela, Irina forse non so se farà in tempo a rientrare insieme a Davide, ma volevamo salutarvi nel nostro consueto modo, volevamo augurarvi buon anno, che sia una buona fine e un eccezionale inizio anno. Ecco Irina, eccoci, vediamo, ecco qui. Irina, stavamo dicendo che vi auguriamo un buon anno, ci auguriamo un buon anno per tutti, che sia stracolmo di serenità, salute, felicità, economia per tutti, che possa essere un grande anno per tutti. Davide e Giuseppe, vi lascio la parola per salutare le nostre ospiti in questa prima parte dell'intervista internazionale di quest'oggi. Giuseppe Giorgiano. Vabbè, oggi c'è qualche problemino naturalmente di connessione, perché siamo veramente tanti e ci colleghiamo veramente quasi in tutto il mondo. Io veramente sono emozionato, poi tra l'altro diciamo che il mio hobby più grande è stato sempre quello di girare in tutto il mondo, e avere tutti questi ospiti in tutto il mondo oggi per me mi riempie di gioia, perché comunque portiamo realmente un pezzo di Sicilia in giro per il mondo. È bellissimo. Poi io spero e mi auguro che il 2021 ci permetta di ritornare pian piano alla normalità, e quindi a riprendere quelle iniziative che magari potranno fare in logo, e quindi portare Io Compro Siciliano realmente in tutti questi posti per promuovere sempre più la nostra fantastica terra. Vi auguro veramente di cuore, a voi e alle vostre famiglie, un felice e sereno soprattutto anno 2021. Davide Morici. Grazie. Sì, ora vi sento. Purtroppo le problemi di connessione, a fine anno tutto si comprime e noi poi a inizio anno lo riapriremo. E con questo messaggio voglio riaprire tante cose, il mio desiderio di riaprire tante cose, principalmente queste connessioni fisiche, perché voi non si potranno mai sostituire. Potremo agevolare tutto quello che vogliamo. Agevoliamo la connessione, agevoliamo le riunioni, agevoliamo lo smart working, agevoliamo tutto quello che vogliamo, ma non potremo mai sostituire quello che è il rapporto di presenza umano, personale, lavorativo, professionale e innovativo. Siamo veramente una grande risorsa come esseri umani nella propria essenza, quindi ancor più abbracciamoci in maniera simbolica tutto il mondo. Grazie Mariangela, grazie Nelly, grazie Irina. Grazie. Auguri di buon anno a voi, le vostre famiglie, ai vostri paesi e a tutto il mondo. Ci sono i nostri uomini che ci attendono, ma Nelly, Mariangela, Irina, potreste per favore avvicinarvi un po' alla camera? Un po' più vicine. Adesso, affinché questo 2021 possa essere scoppietante, entusiasmante, meraviglioso, straordinario, dovete ripetere con me, porta fortuna, io Compro
Compro. Siciliano! Siciliano. Mi piace! Buon anno, meravigliose Buon donne! anno, Grazie! grazie. Salutiamo Buon anno. Nelly, Rina, Un abbraccio. Mariangela. Grazie. Buon anno. Ciao Nelly, Beh, ciao Mariangela. Sempre un Ciao grande Irina. Pablo Daci. Castro. Io non cerco, io trovo. Noi cerchiamo e troviamo. In È prossimo vero, anno. è vero. Arrivederci. Ciao Nelly, Ciao, ciao. ciao meravigliose ciao. donne. Beh, dottor Giorgianni, dottor Morici, Giuseppe, Davide, oggi è veramente una puntata di grandi emozioni perché stiamo viaggiando non solo attraverso i paesi, ma anche attraverso il racconto di uomini e donne che rappresentano veramente tanto per il popolo di Io Compro Siciliano, ma per il loro valore professionale che hanno speso per tutta una vita. Bene signori, noi siamo pronti per far entrare ancora con noi. Abbiamo dalla Svezia Giuseppe Gaglio, vice segretario nazionale AIM, Associazione Italiani nel Mondo, ed ancora abbiamo dalla Moldova Stefano Mercuri, marchigiano, vive in Moldova, presidente Confeuropa Imprese Moldova, segretario nazionale AIM per la Repubblica di Moldova, fondatore Camera di Commercio Italiano in Europa, ex presidente Confindustria Italiana in Moldova. Grazie per essere con noi. Abbiamo dalla Cina Pietro Pirrone, imprenditore di origini siciliane di Giuliana, dal 2005 vive in Cina, in questo periodo in realtà in Sicilia. Lui è un grande imprenditore, ma ci racconterà quella che è la sua storia, il suo studio attraverso i master di legge cinese per diventare una figura molto importante come consulente aziendale, non solo come imprenditore. Ed ancora abbiamo dagli States Aurelio Conigliaro, di origine siciliana, di Carini, da 30 anni negli States. Lui ha famiglia, un'attività molto bella e importante legata alla ristorazione. È un importante, anche se lui non lo dice, degustatore di vino. È un grande promotore dei prodotti del territorio. Ed ancora non so se riusciamo a connetterci, abbiamo dal Canada, vediamo se l'abbiamo in diretta. Eccolo qui, Santino Gitto, eccolo qui dal Canada, origini siciliane, vive in Canada, nel Quebec, vicino Montreal. 30 anni di esperienza nel settore commerciale delle vendite, responsabile del call center IKEA, attivo nel settore delle energie rinnovabili, fa parte in Canada della Confederazione Siciliani del Nord America. È un importante ponte tra Canada e Sicilia. Beh, capite bene che oggi come dire, fare un'intervista a così tante eccellenze diventa per me non solo emozionante ma veramente anche difficile. Partirei subito da Stefano Mercuri. Stefano marchigiano, vive in Moldova da circa 20 anni. Che dicevi, Stefano? Purtroppo. Sono marchigiano purtroppo. E come? Come purtroppo? Beh, avrei sperato di un giorno di gridare Sogno Siciliano, ma purtroppo sono nato nelle Marche, mi devo accontentare. Sì, però sei un promotore, sei un promotore della Sicilia, quindi va bene, va benissimo. Senti, invece facciamo così, come sempre dobbiamo fare uscire malissimo. Dobbiamo far uscire due padroni di casa, un attimo, facciamo uscire due padroni di casa.
così riduciamo. Ok, adesso dovremo sentirci meglio, così Adesso va cerchiamo di bene, stabilire la va bene, connessione. perfetto. Allora Stefano, partiamo un attimino. Io mi sono permessa oggi, ho preso licenza, do a tutti del tu, perché oggi siamo qui in qualità di amici e quindi do a tutti del tu. Certo, certamente. Allora Stefano. Senti, no, io, perché c'è avuto un po' di confusione fra il computer che ho dovuto spegnere e accendere il telefonino, quindi mi ritardava la voce. Ho seguito tutto, però a sbalzi. Non ti faccio neanche dire niente e farmi una domanda. Vado io perché mi voglio agganciare al premio Google subito da Chitto, perché poi mi sono andato a documentare, a vedere cos'è. Più di darlo a Giuseppe e a Davide non c'era di meglio. Credo che questo premio da domani abbia un successione in tutto il mondo, una cosa straordinaria. Meglio di loro non c'è nessuno, anche perché, che posso dire, le 263.000 utenze. No. Grazie Stefano. Forse c'è qualche le 263.000 utenze, se ancora ce ne fosse bisogno, testimoniano il fenomeno dell'iniziativa, no? Unica, credo, nel suo genere. La presenza poi oggi di tanti colleghi, di tanti amici, eccetera, eccetera, della rete ne convalida l'internalizzazione del progetto, facendo sì che poi questo marketing, no? Io compro siciliano, con le sue accezioni future, no? Perché abbiamo parlato anche di formazione professionale, di turismo, eccetera, eccetera, venga individuato e promosso nel mondo. Quindi la tradizione, la qualità dei prodotti siciliani e non solo, si confronta con la globalizzazione a tutto campo. Quindi che devo dire, la fantasia dei miei amici e fratelli, cioè Giuseppe e Davide, coadiuvati anche da illustri collaboratori come sei tu, è diventata una realtà vera, concreta, con grandi margini di miglioramento e di sviluppo. Quindi faccio doppi auguri, quelli di buon anno, eccetera, eccetera, e quelli inerenti a questa iniziativa, che abbia lunga vita e che porti i successi che realmente merita. Breve, conciso, come piace a te, e lascio spazio agli altri. Stefano, mi commuovi perché devo dirti, per noi ha un grande senso quello che dicevi tu, portare questa grande positività che diventa però non soltanto positività fine a se stessa, ma la voglia di costruire, formare, lanciare. E quindi io trovo nelle tue parole veramente grande affetto, e poi soprattutto da un uomo come te, che ha sempre creato opportunità di sviluppo, perché lo hai sempre fatto. Tra l'altro la tua attività principale è quella di incentivare anche le connessioni, gli investitori italiani per investire in Moldova, nell'est europeo, insomma, detto da te, per noi assume una valenza ancora più forte. Stefano, io passo un attimino, vado un attimino da Pietro. Pietro Pirrone, tu sei un imprenditore di origini siciliane e hai una storia veramente molto particolare, perché tu nel 2005 decidi di andare a vivere in Cina. Praticamente metti su un'attività che è una fabbrica di lampadine, LED con un tuo socio, poi cominci piano piano con un'attività di import ed export, creando un ponte tra la Cina e l'Europa. Nel 2012 tra l'altro ti trasferisci ad Hong Kong con la tua famiglia, perché tu hai vissuto lì con la tua famiglia, con i tuoi figli, tu hai 3 figli
E tra l'altro uno di questi è proprio in Cina. Hai voluto costruire, è arrivato a un certo punto, Pietro, se poi anche attraverso la tua esperienza, la testimonianza che non bisogna mai fermarsi, perché è arrivato a un certo punto, ti trasferisci ad Hong Kong per motivi legati alle scuole dei tuoi figli, perché dovevano frequentare delle scuole dove si parlasse anche l'inglese. E tu decidi di riniziare a studiare, fai un master per studiare legge cinese e questo per essere ben preparato affinché il tuo ruolo anche di consulente aziendale potesse essere ancora più forte, ma soprattutto da un uomo preparato. Adesso sei tornato in Sicilia. Pietro, la bellezza è che poi tu hai un figlio che è nato in Cina, hai tutti i figli che parlano inglese, cinese, siciliano, perché poi hai voluto tenere forte la tradizione. Pietro. Certo. Sì, è vero. È vero. Comunque quella che è nata in Cina è la figlia, che sarebbe Sofia, che è nata... Sì, la piccolina, che è nata nel 2008, è nata a Guangzhou. E poi noi dopo ci siamo trasferiti a Hong Kong nel 2011. Ma Guangzhou e Hong Kong sono circa 150 chilometri, quindi diciamo così, io ho mantenuto tutto il business a Guangzhou e in Cina, nel sud della Cina, pur vivendo a Hong Kong, perché Hong Kong per la famiglia, specialmente per i bambini, è molto meglio per l'inglese, per le scuole. Tra l'altro i miei figli hanno studiato in una scuola canadese che seguiva il curriculum dell'Ontario. So che abbiamo lì un canadese, un certo Santino, e quindi, però lui è del Quebec. Sì. Adesso sono qui in vacanza, forzata, perché non si può tornare in Cina per il Covid, neanche a Hong Kong, perché si dovrebbero fare 2 settimane a Hong Kong di quarantena, e poi senza poter uscire, perché a Hong Kong mettono un braccialetto elettronico, monitorano dove vai, quindi non ti puoi muovere da casa tua. In Cina adesso la quarantena sarebbe 3 settimane in una facility del governo, non si può andare a casa, devi stare dove dicono loro. Spero che questa cosa dopo il Capodanno cinese finisca, che sarebbe il 12 febbraio, e quindi a marzo potrei tornare a casa, diciamo così, tra virgolette. Anche perché tu, Pietro, lì hai attività. Sì, certo, adesso stiamo lavorando così, con i video, perché per fortuna tutto il Natale è andato bene, perché noi produciamo materiale per Christmas decoration, e quindi è tutto a LED, e quindi è andata bene. Adesso abbiamo chiuso, adesso siamo liberi, non lavoriamo più fino a marzo. A marzo vedremo cosa si farà. Assolutamente dobbiamo ripartire più forti di prima. Senti, Pietro, sì, anche con questa nuova attività, perché noi stiamo valutando di mettere, io compro siciliano in maniera un po' più, abbiamo già fatto un piccolo studio, abbiamo già trovato un ufficio che potrebbe essere showroom, 12 piani sopra, dove io ho il mio ufficio a Guangzhou, che è un edificio della fiera, della Canton Fair, che è una delle più grandi fiere al mondo. Stiamo parlando anche con Giuseppe di prendere eventualmente questo showroom e usare all'inizio parte dei miei dipendenti che lavorano part time, diciamo così, quando non c'è il Natale, e poi semmai assumere delle persone, vedere un po', magari mandare dei campioni, però dobbiamo aspettare che questo virus ci consenta di farlo. Assolutamente sì, dobbiamo farlo in tutta sicurezza. Quindi, come vedete da quello che sta dicendo Pietro Pirrone, uno showroom Io Compro Siciliano arriverà in Cina, saremo ben felici. Senti Pietro, prima di passare un attimino a Santino, perché tu prima stavi proprio salutando Santino di là, volevo dirti, ma questo brand Sicilia in Cina... In Cina non è conosciuto pochissimo, mentre è molto conosciuto, fortemente conosciuto il brand Italia. Qualsiasi cosa che è italiano ovviamente è sinonimo di cosa buona, cosa di qualità, e anche gli italiani, diciamo, ancora godiamo un po' di questa specie di rispetto del brand. All'inizio era molto, perché i cinesi ci consideravano quasi dei dei, no? Ma adesso non siamo più siamo dei santi, forse fra qualche anno non saremo più neanche i santi. No, invece secondo me
un po', devo dirti che il Made in Italy, adesso devo dirti ormai da un po' di anni, il Made in Sicily rappresenteranno veramente, proprio legato poi alla qualità, che è la vera svolta, perché quello che secondo me sarà la vera svolta è proprio la qualità di ciò che sono i prodotti, ma anche le eccellenze professionali. Questo lo diciamo sempre, le nostre belle menti, i nostri bei cervelli, e voi tutti ne siete testimonianza, veramente grandi menti. Senti Pietro, mi fermo un attimino e vado un attimo da Santino. Santino, Buongiorno. ma quanto mi piace oggi viaggiare nel mondo. Scusate, adesso con un salto, pensate io dove sono in Canada. Ma pensate che meraviglia oggi come si viaggia con facilità. Benvenuto Santino, lui di origini siciliane, vive in Canada, siamo nel Quebec, siamo vicino a Montreal, e vanta grande esperienza nel settore commerciale delle vendite. Fa parte nel Canada della Confederazione Siciliani del Nord America. Lavora in stretta sinergia con Franco Mendolia, che salutiamo, tra l'altro, il presidente. Insomma, senti Santino, ma questa Confederazione Siciliani del Nord America, tu non ti fermi solo un attimo per creare connessioni, eventi, scambi, insomma questo ponte è vivo ed acceso tra il Canada, l'Italia e quindi la Sicilia. Santino? Diciamo che con la Confederazione il rapporto è recente, però ho trovato delle persone che ovviamente da anni sono legate alle loro radici e anche con una voglia di continuità. Dunque è come se c'è in ballo una fase di cercare di tenerla attiva e un po' più giovane, per attirare un pochino anche le realtà che ci sono qua, dei giovani come me che vogliono un attimino sempre essere legati alla Sicilia e in qualche modo lavorare sia nel commercio che nella cultura, rappresentarla qua in Nord America. Io volevo perdere 2 minuti per, come ha detto Stefano, parlare del premio Gogol, che per me è un'emozione grande perché conosco Giuseppe da anni, da più di 20 anni. Con Davide è stata la conoscenza del progetto Io Compro Siciliano a metterci insieme, ma veramente di un anno molto difficile per tutti noi. Non c'è una persona che può dire che nel 2020 la sua vita non è cambiata in un certo modo. Sono saltati gli equilibri, la nostra vita sociale è totalmente stata ridimensionata. Ma loro portare questo progetto nelle case di tutti, perché volendo l'abbiamo tutti seguiti in diretta, però da casa nostra, dunque senza la possibilità di avere un contatto fisico, però ci siamo tutti in questo progetto che all'inizio sembra che sia una cosa solo locale, però in questo momento, come hai detto tu, siamo collegati da tutte le parti del mondo. Dunque è una cosa, dunque, portare il sorriso dalle persone, la speranza e di un futuro migliore. È vero, questo è l'augurio più bello e più importante. Santino, devo dirti che oggi questo appuntamento, l'ultimo tra l'altro dell'anno, perché domani ci fermiamo e poi ripartiremo giorno 1 con questo appuntamento concerto, con questa intervista concerto, voleva essere proprio questo, quindi questo abbraccio grande quanto tutto il mondo affinché venisse fuori proprio questo messaggio di positività. Quindi grazie Santino. Io vado un attimo da Giuseppe Gaglio, perché guardate un po' Giuseppe Gaglio. Giuseppe è in Svezia, quindi viaggiamo, lasciamo il Canada e arriviamo in Svezia. Questo giovane vice segretario nazionale AIM, Associazione Italiani nel Mondo. Senti Giuseppe, giovanissimo ma sicuramente molto forte e soprattutto con grande voglia di portare la forza degli italiani in un paese molto bello qual è la Svezia. Giuseppe. Sì, che dire, innanzitutto volevo fare i complimenti per il premio Gogol. I complimenti si sono sprecati in questa trasmissione, quindi vado direttamente
a ringraziare anche i 260.000 iscritti che seguono la pagina. Io credo che parte anche di questo premio, anche di tutta la gente che ci ha seguito durante tutto questo periodo. Assolutamente, Giuseppe, assolutamente sì. Che ha investito il loro tempo nel seguirci soprattutto. E io a questa gente vorrei invitarli a condividere il più possibile l'iniziativa con gli amici, con i parenti, perché è un'iniziativa importante, è un'iniziativa con dei bei propositi che, chi lo sa, magari un domani potremmo dire che siamo stati gli artefici di una piccola rinascita, anche a livello regionale. Ciò significherebbe per molte famiglie non avere figli o papà o mamme che vadano fuori per lavoro, e questa è una cosa importante, anche perché chi va fuori per lavoro a volte sono molti di più, come si suol dire, i calci in pancia che si prendono che le carezze, quindi a volte si pensa che chi va fuori si realizzi, però è un percorso duro fatto pieno di tanti sacrifici. Poi che dire? No, sai cosa, Giuseppe? Che la verità è che poi il valore delle cose è anche misurato con i sacrifici che si fanno, e quindi ben venga, e soprattutto è importante, io dico, mettere ognuno, quando tu dici noi dividiamo questo gogol, questo sorriso con i 263.000 amici, è assolutamente vero, è quello che è importante però di non dimenticarsi mai, ognuno deve mettere del proprio, perché così assolutamente. Guarda Katiuska, io prima di trasferirmi in Svezia vivevo a Malta, avevo una buona carriera, non mi potevo lamentare. Mi sono trasferito in Svezia perché avevo visto che c'era in Svezia la possibilità realmente di poter dare una svolta a quella che era la mia vita, a quella della mia famiglia. Sin da subito, perché conosco questo paese da ormai 5 anni, ho visto che c'è un bel gradimento di quello che è il Made in Italy e dei prodotti siciliani, specialmente della Sicilia, perché la Sicilia in Svezia viene vista come la meta preferita dagli svedesi, perché qui hanno buon clima, buon cibo e gente calorosa e affettuosa. Quindi io ho colto l'occasione e ho sempre cercato di indirizzare la mia carriera dal momento in cui sono arrivato qui in questo settore, che è quello di rappresentare il Made in Sicily. Credo che seguendo quella che è l'onda del progetto Io Compro Siciliano, quello di integrare prodotti e turismo e formazione, io credo che questa sarà l'arma in più per quello che sarà il nostro progetto qui in Svezia. Poi. Giuseppe, grazie per il tuo valore che porti all'interno di Io Compro Siciliano, ma fa parte sempre della Confederazione dei Siciliani in America, e poi devo dire, lui è di origine carinese, e io devo dire, sapete, io vivo proprio in questo territorio, quindi poi il saluto arriva diretto a lui, che è di origine carinese, siamo nella provincia di Palermo, da 30 anni, da oltre 30 anni negli States, lui, pensate, ha conosciuto la sua signora in America, la sua signora era in vacanza in America, siciliana, si sono sposati, hanno messo su famiglia, insomma, hanno messo su un'attività legata alla ristorazione, naturalmente inutile dire, prodotti di quelli eccellenti. Prodotti italiani, prodotti siciliani, lui è un grande degustatore di vini, è stato tra l'altro un grande amico di Giacomo Rallo e Diego Planeta, due grandi personaggi scomparsi legati proprio al mondo vitivinicolo. Insomma, legato alla sua terra, alle sue tradizioni, alla sua lingua, io, scusate, ma parto e arrivo negli
States. Sono nel New Jersey e sono in compagnia di Aurelio Conigliaro. Ciao Aurelio! Buongiorno a tutti. Io un po' mattino già ho preso il caffè, quindi da lì la sì, perché abbiamo un orario un po'. Sì. E allora, ben trovati a tutti quanti, sono praticamente felice, insomma, di fare questa diretta per il mondo, che così collega i tanti siciliani che siamo sparsi in questo globo. Complimenti a voi con questo riconoscimento che avete appena conquistato, meritevolissimo ovviamente, perché voi riuscite a portare il sorriso, siete riusciti a portare il sorriso in un periodo così triste, quindi avete portato la Sicilia nel mondo, nelle nostre case, e questo è molto importante. Senti, grande Aurelio, volevo dirti una cosa, tu sei una parte attiva in quelle che sono le iniziative legate, siamo ormai quasi a chiusura del nostro appuntamento, però mi piacerebbe, Aurelio, dire questo, tu sei una parte attiva in quelle che appunto sono le iniziative legate all'associazione dei siciliani negli States. Tra l'altro devo dirti anche nel tuo locale, che è un locale molto bello, importante, legato tra l'altro alla ristorazione, come stavamo dicendo prima, ai 20 dipendenti, insomma è una bellissima azienda e porti avanti naturalmente quelle che sono le eccellenze in tavola dei prodotti di qualità. Quanto è importante questo e soprattutto mi piace anche dirti una frase. Tu dici, perché non so, forse lo diceva anche un tuo amico, che il vino è una strada, a proposito del fatto che tu sei anche un degustatore di vino, di quelli, perché non vuoi essere chiamato sommelier, ma sei un degustatore di vino. Il vino è una strada che ha un principio e non ha una fine. Sì, è proprio così. In effetti, attraverso anche il vino si possono prendere delle idee di vita, perché la vita è importantissima e poi sappiamo tutti che è una fine, però dobbiamo godercela per quella che è. Io qui da parte mia posso dire che quando sono arrivato in America, quando qualcuno mi chiedeva di dove sei, io dicevo che sono italiano. Oggi con orgoglio posso dire che quando me lo chiedono dico che sono siciliano, perché è molto cambiata la Sicilia nostra, siamo riusciti tutti quanti nel nostro piccolo a portare quella che è la positività nostra. E gli americani soprattutto ora cominciano davvero a apprezzare quelli che sono i prodotti non solo italiani, ma soprattutto quelli siciliani, perché qui abbiamo una grande distribuzione di prodotti siciliani, ma di grande distribuzione. Voi invece siete riusciti nel vostro intento di portare quelli che sono i prodotti di nicchia, far conoscere le realtà di quelle piccole aziende e piano piano questo è il percorso e si ci riuscirà. Ecco perché dico, come il vino è un inizio che non avrà una fine, e questo è un augurio che vi faccio io personalmente a voi. Grazie Aurelio. Siamo andati oltre il tempo perché oggi abbiamo voluto augurare a voi, popolo di Oporto Siciliano, un augurio veramente da tutti i partner importanti che rappresentano per noi tasselli fondamentali per quello che poi è il portare avanti un'azienda, una grande azienda fatta da uomini per bene, da grandi professionisti. E oggi avete visto, abbiamo veramente avuto con noi delle grandissime eccellenze. Farei entrare per questo saluto finale i due padroni di casa. Riusciremo forse a mantenere a malapena il collegamento perché siamo in tanti, però mi piacerebbe chiudere insieme, vediamo se riusciamo a collegare anche Davide Morici. Volevo ringraziare tutto il popolo di Io Compro Siciliano ancora
vi dico buon anno. A proposito di appuntamenti, volevo ricordare questa sera alle 21:30, non dimenticate l'appuntamento con Vincenzo Canzone, Sifli on Air, anche per Vincenzo, l'ultimo appuntamento dell'anno. E poi volevo ricordare, questo pomeriggio alle 19 sarò insieme a voi, insieme al popolo di Io Compro Siciliano, perché faremo uno speciale Piazza Armerina, perché pensate, gentili ospiti e gentile popolo di Io Compro Siciliano, andremo a Piazza Armerina perché verrà presentato il presepe rinascimentale in una delle più belle chiese di Piazza Armerina. Faremo un live e praticamente saremo proprio presenti per testimoniare questa parte dedicata alla tradizione e alla cultura. Bene, carissimi signori, io qui, Davide Morici e Giuseppe Giorgiani, a voi darei la parola per salutare i nostri meravigliosi ospiti. Inizio io? Sì? Vai. Sì, ok, inizio io. Diciamo che poi tra me e Giuseppe ormai non si capisce prima chi deve parlare e ben venga. La sinergia parte da questo. Il progetto parte da una squadra, da un'unione di intenti, da una sinergia che quasi senza parlare riusciamo a strutturare quello che è il progetto nel tempo. Quindi io ringrazio gli ospiti, i carissimi amici sparsi nel mondo, e come ho detto anche prima, un grande abbraccio virtuale, ma ce lo faremo anche fisico, perché noi crediamo sempre nella presenza e nelle sinergie fatte proprio di presenza. Grazie per quello che stiamo strutturando su Io Compro Siciliano nei vostri paesi. Abbiamo fatto capire che c'è tanto da fare, c'è tanto che abbiamo iniziato a fare, ma c'è tanto che il 2021 vedrà la Sicilia protagonista a livello internazionale con le nostre iniziative Io Compro Siciliano. Quindi grazie e buon anno. Giuseppe Giorgiani. Aggiungerei solamente che ancora mi sento emozionato per questa giornata che sogniamo da tempo, dove far interconnettere in tanti paesi nel mondo la Sicilia. Ci siamo riusciti e spero che ci riusciamo in futuro sempre meglio, sempre di più, e con anche la normalità di eventi anche di persona. Auguro a tutti veramente un felice e un sereno 2021. Spero che si torni presto alla normalità. Io lo auguro, io sono sempre positivo su questo, che il 2021 ci riporterà piano piano alla normalità e ci porterà pieni comunque di opportunità, di crescita che dovremmo portare avanti anche per far crescere la nostra amata Sicilia. Grazie a tutti e veramente faccio di cuore i migliori auguri a tutti quanti e a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Grazie, dottor Giorgiani. Io volevo salutare tutti gli amici che hanno scritto nel corso della diretta. Perdonateci se non leggevo i messaggi, ma siamo veramente oltre i tempi. Volevo ringraziare il mio regista Paolo Gatto, Marzia Monreale Redazione, tutto il team legato alla parte tecnica, amministrativa del popolo di Io Compro Siciliano. Sì, dai, vieni. No, non ti ho escluso. Vieni anche tu. Naturalmente c'è anche lui che vuole chiudere con noi in diretta. Beh, gentilissimi ospiti, io vi auguro di cuore buon anno. Io e il mio Gogol vi auguriamo buon anno. Lo auguriamo a voi, lo auguriamo a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, lo auguriamo in realtà a tutti che possa essere un anno pieno di gioia, di sogni da realizzare, di salute, di tutto quello che è sempre stata la vostra voglia di essere protagonisti, sì, che siate protagonisti questo anno 2021. A voi, Giuseppe, Stefano, Santino, Aurelio, Pietro, Giorgiani e Morici, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Venite vicini. Ok, allora buon anno, ma non è un buon anno se non ripetete con me Io. Stefano, guarda che manchi tu, se non lo dici tu non possiamo chiudere la trasmissione. Stefano.
Ci si è sei? bloccato, mi sa. Si è bloccato. Stefano. Allora, però sentiamo la tua voce, quindi eccolo che ridi. Mi raccomando, dimmi il testo, Allora, ripetete io compro siciliano. Siciliano. Ci piace! Buon anno! Ciao! Buon anno! Ciao a tutti! Ciao a tutti e grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao.